La Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Martina Semercato. Un tuffo al cuore pensando alla vittima e a quei bimbi ormai soli. E tutto questo sulla tragedia in Trentino, uccisa la 37enne Ester Palmieri. L'ex si è impiccato in casa. E dramma anche in montagna, non rientra dai familiari e scatta l'allarme. Trovata senza vita una sedicenne, si indaga sulle cause del decesso. Grossa frana sulla statale e sulla ferrovia della Valsugana, traffico deviato e sospesa la circolazione dei treni a Primolano. È di MJ5 una delle carcasse trovate nei boschi della Val di Non, la conferma dalla Fondazione MAC. L'orso era ricercato dalla provincia di Trento dopo l'aggressione in Val di Sole. Lavorare in montagna significa essere consapevoli dei ritmi dell'ambiente e degli animali. Storia di Jacopo, giovane casaro bergamasco. I difetti visivi sono tanti: miopia, astigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su glamvision.it.